Cari telespettatori, rieccoci insieme e come sempre cerchiamo di mantenervi aggiornati su tutto quello che si può fare per far valere i propri diritti. È un periodo difficile. Abbiamo tantissime vostre sollecitazioni, lamentele, istanze e chi meglio delle associazioni di consumatori può accoglierle per far valere i diritti di tutti i cittadini. Io però ripeto sempre, bisogna rivolgersi direttamente all'associazione di consumatori di riferimento. Noi nella fattispecie oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il dottor Davide Cecchinato, neopresidente Adiconsum Veneto. Grazie di essere qui con noi e complimenti per il nuovo incarico di bella responsabilità. E con Adiconsum, come con le altre, perché per carità quelle riconosciute dalla Regione Veneto sono ufficiali, si trovano eccetera, accolgono queste istanze. Più siete, più forti diventano associazioni di consumatori, più iscritti hanno, più hanno possibilità di intervenire, di interloquire con le fonti originali, vuoi che sia il governo, vuoi che siano quelle municipalizzate o altre società, istituzioni o quant'altro, per far sentire la voce dei cittadini che vengono così rappresentati. All'estero, nel nord Europa sono fortissime, in Germania sono super forti, qui molto meno perché c'è una parcellizzazione, soprattutto perché i cittadini, mi confermi o no Presidente, si lamentano nei social, in tutte queste cose qua, eccetera, però poi conti fatti non si fanno sentire in modo concreto, no? Qual è il problema? Talvolta manca l'ultimo miglio, appunto quello che è importante, caspita. Certo, sì, di predisposizione di un reclamo, di rappresentazione di una lamentela, che non deve essere per forza di cose scritta o avere una formalità particolare, però deve essere rappresentata secondo i canali previsti dalla normativa, oppure anche attraverso le associazioni di consumatori. Noi esistiamo appunto per questo e abbiamo questa finalità, sia abbiamo un obbligo associativo nei confronti dei nostri soci, ma anche nei confronti della collettività, soprattutto veneta, appunto come diceva lei giustamente, all'interno della regione del Veneto, nelle attività finanziate anche dai progetti regionali. E il consumatore oggigiorno notiamo che è un po' in effetti spaesato per queste notizie che arrivano quotidianamente e che sono allarmanti, riguardano gli scenari geopolitici, riguardano però anche questioni molto più vicine a loro, quali l'aumento dei prezzi, la difficoltà anche a risparmiare, la possibilità di diventare dei sovraindebitati, cioè di fare il passo più lungo della gamba e quindi poi trovarsi con un debito piuttosto corposo, o anche semplicemente la difficoltà di interloquire con la pubblica amministrazione oppure con una controparte, con il concessionario che ci ha venduto la macchina, con il fornitore dell'energia elettrica del gas, con chi ci ha venduto il televisore che non funziona più. Ecco, le associazioni di consumatori esistono proprio per risolvere tutti questi problemi o comunque per agevolare il cittadino nella soluzione del suo problema. È vero che chi fa da sé fa per tre. Però talvolta è anche utile e proficuo rivolgersi alle associazioni che hanno tutto l'armamentario, tutti gli strumenti a disposizione per ottenere un'efficace tutela. E davvero la nostra attività, adesso non lo dico per incensare Adiconsum o il movimento consumerista in generale, ma abbiamo un alto tasso di risoluzione delle controversie positivo. Ma ad esempio faccio un caso, qualcosa che mi lascia a volte un po' così interdetta, perché non capisco se sia la stampa che non ci dà peso, ma sarebbe da prima pagina. Sono state ritoccate nuovamente le accise, no? Per esempio benzina, perché dico carburanti, gasolio, perché lo usiamo tutti, purtroppo non abbiamo la metropolitana nelle nostre città, per cui o si va in bicicletta, chi può farlo, beato lui, se no bisogna usare questi benedetti mezzi. Ma anche i mezzi pesanti si stanno muovendo e quindi il costo degli spostamenti va a gravare sui prodotti e servizi. Possibile che non si faccia un'istanza forte sull'aumento, sulla non diminuzione congrua del prezzo del carburante, che dovrebbe nuovamente riallinearsi ai prezzi precedenti, perché poi c'è stato un abbassamento, anche lì, se non quando interviene la Guardia di Finanza, probabilmente su denuncia specifica, però lì se voi aveste forza veramente potreste farvi diciamo fronte unitario per questa cosa qua, che è una delle tante, però è importante invece perché i cittadini invece, non lo so, sono silenti, non capisco.
Sì, in effetti ci sono delle anomalie di sistema, chiamiamole così, anomalie di sistema. Sì, delle asimmetrie, delle, come dire, incongruità, perché appunto, come diceva giustamente lei, talvolta all'abbassamento o all'intervento pubblico che prevede l'abbassamento di determinati costi non c'è poi al dettaglio quella diminuzione che ci si aspetterebbe, e penso che da questo punto di vista le associazioni abbiano un grande ruolo, un ruolo importante, che è quello appunto di essere segnalanti alle autorità preposte, non solo la Guardia di Finanza che citava lei, ma anche l'autorità, ad esempio per la concorrenza e il mercato, che possa scardinare questi cartelli che rendono difficoltoso, diciamo così, l'applicazione dello sconto previsto a livello statale e centrale di quegli sconti appunto che dovrebbero incidere poi sulla materia prima, appunto il gasolio, ma potremmo fare anche tanti altri esempi. C'è anche da dire che la legislazione talvolta non aiuta. Nel senso che se noi associazioni avessimo più poteri come hanno in altri contesti di altri paesi del nord Europa, come si diceva prima, chiaramente il nostro intervento potrebbe essere molto ma molto più Perché mancano, efficace. entriamo un po' nel merito specifico, non l'abbiamo fatto a sufficienza, perché non avete questi poteri? Quindi che cosa sarebbe necessario? Allora, io credo che ci sia anche una certa renitenza da parte di taluni gruppi di interesse a dare più potere alle associazioni di consumatori, tra l'altro sbagliando. E quindi ai cittadini. Certo, ai cittadini, tra l'altro sbagliando, perché comunque il cittadino, l'associazione, è la prima sentinella del mercato. Avere un mercato aperto, competitivo, è fondamentale per tutti i fornitori e gli operatori del mercato stesso, perché avere sul mercato qualcuno che opera in maniera non corretta è una concorrenza sleale che alla fine naturalmente danneggia anche chi lavora correttamente, oltre che naturalmente i consumatori, e quindi la presenza, diciamo così, di interessi, di lobby, di piccolo cabotaggio alla fine ha fatto in modo che tutta la normativa a tutela del consumatore fosse introdotta in Italia, ad esempio grazie alla legislazione europea. Infatti, il recepimento di direttive e anche il pagamento di sanzioni, perché poi tra l'altro questa è l'altra componente. Che anche il monitoraggio e il controllo, perché ad esempio tutta quanta la normativa relativa alla garanzia legale di conformità, che è biennale, noi oggi l'abbiamo all'interno del nostro codice del consumo, che è il decreto legislativo 206 del 05, grazie alle direttive europee. Ma pensiamo anche a tutti i diritti che il consumatore ha in tema di trasporti, trasporto aereo, trasporto tramite pullman, trasporto tramite nave, sono tutti diritti riconosciuti a livello europeo. Anche l'azione collettiva è un'azione che è stata, come dire, caldeggiata grazie alle decisioni europee. Purtroppo diciamo che la cultura italiana di tutela del consumatore fa molto fatica, pesa anche quella frammentarietà che diceva lei delle associazioni, sono più di quasi 20 a livello nazionale, nel Veneto per fortuna siamo solo 5 e questo è un vantaggio, ma ci sono tante altre regioni d'Italia in cui sono molte di più e questo chiaramente non aiuta al clima generale, diciamo così, di difficoltà nell'affermare pienamente il diritto del consumatore. Forse c'è anche una questione di mentalità che è, come si diceva all'inizio, quella del cittadino di far fatica a essere efficace nel suo reclamo, cioè ci si lamenta molto, ci si lagna su Facebook, ma poi non si prendono quelle decisioni, non si fanno quelle azioni che potrebbero essere veramente efficaci per risolvere il problema. Ma c'è voi avete notato, io penso anche alle denunce, no, ricevute dalle autorità, dalla pubblica sicurezza e quant'altro, c'è una diminuzione di denunce in cui non è una reale diminuzione di reati, è che c'è un po' uno scoramento anche da parte delle persone nel denunciare, questo è un dato di fatto. Secondo voi c'è anche una sfiducia crescente anche a seguito del periodo della pandemia, di tanti fattori che sono intervenuti nel sistema in generale? Direi proprio di sì, la respiriamo anche noi questa sfiducia, anche noi associazioni, notiamo che c'è diffidenza,
c'è difficoltà a mettere in capo ad un altro soggetto le proprie questioni, soprattutto quando è sotteso un interesse di tipo economico. Questo in parte è motivato appunto dalla situazione dalla quale siamo usciti, anche forse dalla difficoltà del sistema a dare compiuta e piena riconoscimento del diritto del consumatore. Forse è anche un po' uno strascico di una nostra mentalità italiana che, come dicevo prima, fa fatica ad essere più pragmatica, se vogliamo, è un po' più teorica e meno pragmatica. Il discorso sulla fiducia però è un discorso fondamentale che riguarda le associazioni, riguarda le istituzioni e riguarda soprattutto l'economia. Noi paghiamo una crescita dello 0, o meglio in passato era dello 0, adesso qualcosa in più, proprio perché il consumatore non ha fiducia nel futuro, quindi non spende, non ha fiducia nel contesto socio-economico nel quale si trova. Ci sono molte relazioni familiari di prossimità sulle quali magari forse si eccede anche nella fiducia, però nei confronti dei terzi, nei confronti degli acquisti, nel fare dei progetti, nello spendere, nell'indebitarsi in maniera sana naturalmente, cioè per motivi veri come può essere l'acquisto della casa oppure dell'autovettura per recarsi al lavoro, c'è un po' più di difficoltà, e questo è un tema che purtroppo da molto tempo assilla la nostra economia, assilla la nostra società. Però credo che da qui possa sortire la chiave di volta per risolvere anche un po' le difficoltà che oggigiorno noi andiamo a incontrare. Assolutamente. Allora, in questo periodo io ho accennato al discorso del caro carburante, che è un elemento, però c'è tanta carne a fuoco. Voi avete continue sollecitazioni e gli ambiti sono i più disparati, perché tra l'altro ci sono delle slide che dopo facciamo vedere, dopo la pubblicità, che mi segnalano presenti, che vanno ad affrontare da una parte l'energia, il rincaro energia, e io qua associerei tutti i nuovi contratti che vengono fatti anche senza che ne siano pienamente consapevoli i consumatori, quindi si trovano ingabbiati con nuovi operatori, nuovi gestori, oppure gestori che spariscono perché falliscono o quant'altro, quindi è bene essere informati. Dall'altro invece c'è un'altra questione molto interessante, che è il bilancio familiare, e quindi il caro vita e le tante piccole attenzioni che bisogna riportare, bisogna ricordarle, perché negli anni 70 era l'imprinting, no? Che tutti quanti avevano, poi sono passate, c'è stato un grande benessere e sono venute completamente meno, per cui a volte queste piccole attenzioni è bene ricordarle. Torniamo su questi temi, vedremo anche i semivolantini che la Diconsum ha messo in circolazione, che possono essere anche visitati nel sito, giusto? Visti nel sito, tra l'altro, che ricordiamo è? Per ora è adiconsumverona.it, a breve sarà adiconsumveneto.it. Perfetto. Pubblicità, poi torniamo insieme.